inquadrato Mohamed Kallon, miglior realizzatore dell'Inter con 4 gol che sono 5 comprese le coppe, è in corsa per il titolo di capocannoniere, deve fare i conti con le 7 reti di Dario Hübner, che è balzato con una doppietta oggi in testa alla classifica da solo. A 6 gol ci sono Roberto Baggio, a 5 Chiesa, Del Piero e Shevchenko, anche oggi a bersaglio. È tutto pronto per l'inizio. L'Udinese in maglia bianconera è alla vostra sinistra, l'Inter alla vostra destra. Inter e Chievo in testa alla classifica del campionato di Serie A con 13 punti, Bologna 12, Juventus e Milan 11. L'Udinese è quart'ultima con 5 punti, se l'Inter vince va in fuga, più 3 sul Chievo, addirittura più 5 nei confronti dell'Udinese. Scusate, più 5 nei confronti della Juventus. Se vince l'Udinese si porta a quota 8, raggiunge Piacenza e Verona. Un pareggio lascerebbe la squadra di Cooper al comando da sola, ma con un solo punto di vantaggio nei confronti del Chievo Verona. Grande sorpresa di questo inizio di Serie A insieme al Bologna. Primo intervento per segnalare il fuorigioco, primo intervento arbitrale per il fuorigioco di Nicola Ventola, inquadrato l'assistente Saglietti. La punizione è stata già battuta ed è Scarlato che porta in attacco l'Udinese, fermato Di Michele dal recupero di Dalmà. Primo pallone giocato da Ivan Ramiro Cordoba, nazionale colombiano, oggi al rientro dopo i 2 turni di squalifica. Lo scambio con Javier Zanetti e il lancio da parte di Cordoba in avanti. Tentativo di aggancio non riuscito da parte di Di Biagio. Partito Jorgensen mentre l'Udinese prova a giocare sulla destra ma non ce la fa e trova l'Inter il disimpegno di Di Biagio. In avanti Zanetti, l'aggancio di Ventola. Va giù Ventola, fermato da Caballero, il lancio è per Sosa, prima azione d'attacco tentata dall'Udinese con Roberto Sosa, gli ruba il tempo e il pallone Ivan Cordoba, disimpegno del colombiano, rimessa laterale che spetta alla squadra friulana. Sì, si è visto anche l'Udinese praticamente gioca con 4 difensori quasi fermi, anche se Scarlato a destra ha coperto un po' tutti i ruoli, non solo di difesa ma anche di centrocampo, e ha fatto addirittura anche la prima punta, anche se è una prima punta tipica. Incursione di Bertotto, scontro tra capitani sulla fascia sinistra dell'attacco friulano. L'Udinese ha guadagnato la rimessa laterale, si gioca da 2 minuti, situazione di parità 0-0 tra Udinese e Inter, si gioca allo stadio Friuli. Ecco in avanti Samuel Caballero, honduregno, classe 74, acquistato dal Tegucigalpa. Si tratta di primo calcio d'angolo della partita, non di rimessa laterale. Primo corner in favore dell'Udinese con la battuta di Jorgensen. Trenta Lange va a chiedere tranquillità a Caballero e a Di Biagio, che si erano trovati a contatto in area di rigore. Dunque primo calcio d'angolo per l'Udinese. E abbiamo sentito il fischio di Trentalange. Ecco qui vediamo il momento in cui Toldo spinge via Caballero, quindi non era con Di Biagio il contrasto, Caballero stava andando verso Toldo che lo ha allontanato. Sì, ma leggermente, ha solo appoggiato la mano sinistra, Caballero si è lasciato andare. Secondo me stasera sarà molto importante vedere proprio su questa fascia, sulla sinistra dell'Inter, come attaccheranno 2 giocatori non praticamente che difendono come Scarlato, soprattutto come Jorgensen. Vedremo se Georgatos e Gulic riusciranno a mettere in difficoltà l'Udinese sulla fascia destra. L'anno scorso era la terza giornata, si giocò il 21 ottobre 2000, finì 3-0 per l'Udinese, rigore di Stefano Fiore, poi gol di Muzzi e ancora sul rigore di Iaquinta. 2 anni fa, il 9 aprile 2000, 3-0 ancora per l'Udinese. È così finita sul 3-0 per l'Udinese l'ultima edizione negli ultimi 2 anni di questa sfida, con tripletta di Sosa. Adesso è in avanti Zanetti, Seedorf, ottimo recupero da parte di Bertotto, attaccato da Zanetti, c'è fallo dell'argentino, capitano dell'Inter e organizzatore insieme all'altro capitano Ronaldo di cene che hanno il compito importantissimo di cementare la solidarietà, l'amicizia, lo spirito di gruppo. Cene aperte a mogli, figli e fidanzate con tutta la squadra e che hanno grande successo e sono una delle componenti che permettono a Cooper di poter contare su un gruppo estremamente affiatato.
poi si sa, i risultati aiutano, Salvatore. Ma sai, sicuramente, poi si vede anche da questa disposizione, tutti si sacrificano. Questo giocatore che è in possesso di palla non è certo un esterno destro di centrocampo, a lui piacerebbe giocare magari al posto di Dalmà lì in mezzo per essere più efficace, ma qui c'è un gioco di squadra che Cooper è stato bravissimo a far capire a tutti, e mi sembra che l'equilibrio di questa squadra sia importante. Calcio di punizione per l'Inter, palla lunga a cercare Callon, in netto vantaggio Gigi Turci, portiere dell'Udinese. Sono passati i primi 5 minuti, situazione di parità 0-0, il rinvio di Turci allontanato da Jorgatos. Buona la partenza da parte di Guglielmin Pietro, impreciso il suggerimento a metà strada tra Ventola e Callon, tocco laterale di Bertotto per Sottil, Scarlato. Batte lungo Scarlato, troppo per Sosa. La rovesciata da parte di Materazzi nella zona di Di Michele. Gli ruba il pallone Dalmà, sguscia Dalmà in mezzo a due avversari. Pinzi e Di Michele, offre il pallone a Seedorf. Sanetti. Secondo me l'Udinese sarà in difficoltà quando dovrà iniziare l'azione, perché adesso intanto vediamo Gulli sulla sinistra. È partito Guglielmin Pietro. Posizione di ala sinistra, dentro l'aggancio di Ventola, ancora Ventola fermato da Caballero, il colpo di testa di Di Biagio sul rinvio della difesa friulana. Esce bene la squadra di Hodgson e va ad attaccare con Pieri, lo scatto di Mirko Pieri, saltato Sanetti, calcio di punizione in favore dell'Udinese. Mirko Pieri, fluidificante rivelazione nel Perugia, rivelazione dell'anno scorso, è stato acquistato dall'Udinese. Un investimento importante per acquistarne tutto il cartellino, addirittura 14 miliardi. Sì. Allora, meno allora. Cioè, io avevo detto di più, invece 9,5, invece è meno sicuramente. È giusta l'indicazione che hai dato tu. Adesso intanto vediamo questa azione con Scarlato. È partito Scarlato, dialogo con Sosa e palla sulla quale Toldo è sembrato in difficoltà. C'è stata una deviazione, secondo calcio d'angolo in favore dell'Udinese. 2 corner a 0, rivediamo il tiro di Scarlato. Deviazione di Cordoba, va alla bandierina Jorgensen. Toldo era sembrato sorpreso dalla traiettoria di questo tiro di Scarlato. Questa è una delle occasioni per l'Udinese, l'ha detto anche Oxon in settimana, i colpi di testa, hanno 3 giocatori eccezionali, a parte Sosa, Sottil, Caballero, 3 giocatori che veramente poche squadre hanno come saltatori. Dalla bandierina Jorgensen allontana al volo Sanetti, palla troppo lunga per Sosa, ha recuperato Pieri. La battuta lunga di Mirko Pieri, Caballero ancora in zona d'attacco, lo anticipa Materazzi nello stacco aereo, poi di testa Callon. Jorgensen ha anticipato ancora Callon, Scarlato, Elghera. Stavo dicendo che proprio l'Udinese in fase di inizio di azione sarà un po' in difficoltà, perché praticamente i 4 dietro giocano quasi in linea, perciò il primo passaggio dovrà essere quasi sempre a un centrocampista o un esterno di centrocampo. Lì sicuramente hai meno giocatori che in mezzo al campo che possono giocare la palla e essere pericolosi. Il lancio di Jorgatos a cercare Nicola Ventola, scorta il pallone oltre il fondo, Sottil, rimessa dal fondo per l'Udinese. Eccolo inquadrato Nicola Ventola, stagione importante per lui, dopo tanta sfortuna, dopo tanti guai fisici l'anno scorso, un'ottima stagione nelle file dell'Atalanta con 10 gol all'attivo, e ha dimostrato che giocando con continuità Ventola può davvero realizzare grandi imprese. Come lui, discorso analogo per Callon, magari nelle ultime stagioni i gol li ha sempre fatti, ha avuto meno problemi di Ventola. Lo scatto di Guglielmin Pietro, in area Callon e Ventola, palla dentro, deviazione, calcio d'angolo, è stato Scarlato ad alzare il pallone in maniera pericolosa per Turci. Sì, non poteva fare altrimenti, però era in fuori equilibrio, ha cercato una deviazione, sì. Turci era leggermente avanzato, è stata improvvisa questa deviazione, ma abbiamo visto come sulla sinistra potrà essere pericolosa questa Inter. Ecco la deviazione di Scarlato che ha provocato i primi brividi a Gigi Turci dopo 8 minuti di gioco. Dalla bandierina Clarence Seedorf, primo corner in favore dell'Inter, palla dentro, un liscio generale all'altezza del primo palo, soprattutto da parte di Gigi Di Biagio, che sembrava poter deviare e non ce l'ha fatta. Sì, sicuramente lui il movimento l'ha fatto bene, non ci è arrivato, ma dietro, anche se il pallone era tagliato e forse neanche dietro che c'era Cordova poteva intervenire su quel pallone, però molto pericolo. L'errore dell'Udinese è stato quello di non chiudere sul primo palo. Poteva andare in porta lo stesso il pallone di Seedorf. Sì, e soprattutto tante volte succede, però ripeto, lì in una palla bassa non deve passare un pallone così pericoloso, deve esserci sempre un uomo davanti.
Sulla rimessa dal fondo di Gigi Turci abbiamo visto il colpo di testa di Dalmà, poi Ventola, Callon, Guglielmin Pietro, Dalmà, Callon, possibilità per Guglielmin Pietro, palla dentro, Ventola! Che occasione ragazzi, sembrava davvero fatta per il vantaggio dell'Inter, combinazione velocissima e Ventola ha mandato fuori. E guarda caso proprio ancora sulla sinistra, non ci sono giocatori che possono contrastare, ma non perché non vogliono, per caratteristiche. Qui vediamo che Ventola era praticamente solo su un altro bel cross di sinistro di Guglielmin Pietro, Cavaliero era leggermente avanzato, Bertotto era dietro, l'Inter è molto pericolosa. L'Inter ha anche il vantaggio che a centrocampo ha due giocatori che possono accorciare verso le punte e non è facile trovare uno come Seedorf o uno come Dalmà, ma l'uomo più pericoloso in questo caso fino adesso è Guglielmin Pietro sulla sinistra. Ci sono giocatori, Salvatore, sui quali pochissimi avrebbero scommesso che sarebbero stati titolari. Guglielmin Pietro è la rappresentazione classica perché pochi avrebbero puntato sul suo nome come titolare e invece si è scoperto un giocatore importantissimo negli schemi di Cooper. Sì, ma lui ci ha creduto, penso che l'abbia proprio voluto lui, un giocatore che conosceva, stessa nazionalità. Però bisogna veramente, questa è un'altra dimostrazione che bisogna provare prima di giudicare i giocatori. Mi sembra molto buona la posizione. Callon non ci ha creduto, il pallone era troppo lungo. Sì, si è girato forse lui male, ma il pallone sicuramente era molto lungo, però bisogna provarlo. Questo giocatore Guli può essere un giocatore forse non fantasioso ma di grande continuità. Ancora a sinistra è scesa pericolosamente l'Inter, qui sul lancio di Materazzi non arriva Guglielmin Pietro, poi Jorgatos, in ritardo Seedorf, in vantaggio nei suoi confronti Bertotto, Pinzi prova lo scatto di Michele, duello con Cordoba, poi allontana Materazzi, i cui progressi ormai non fanno quasi più notizia, Salvatore, perché anche in nazionale nel delicato ruolo di vicenesta ha confermato di essere padrone della situazione e del ruolo. La professionalità e soprattutto la grande personalità di questo ragazzo che in un attimo si è ambientato e soprattutto più che ambientato si è imposto. Qui c'è un fuorigioco di Ventola, si è imposto subito e forse sin dai primi giorni Cooper ha capito che questo sarebbe stato l'unico vero pilastro della difesa dell'Inter, anche se ricordiamo l'altro è Cordova che è rientrato, ma Simic l'aveva sostituito molto bene nelle due partite che è venuto a mancare. Fermato Ventola per fuorigioco, c'è comunque a sinistra una corsia preferenziale per le discese dell'Inter perché ancora da quella parte si era portato Ventola fermato in posizione irregolare. Adesso Pieri, Bertotto, lancio in avanti di Pinzi a cercare Sosa, lascia passare il pallone Materazzi nella zona di Toldo. Sentiamo subito Stefano De Grandis, prime indicazioni di Cooper. Ma intanto, a proposito di quello che stavi dicendo, è proprio uno schema, lui vuole che Georgatos giochi il pallone tranquillo, infatti si arrabbia quando manda i lanci, è più soddisfatto da questo punto di vista di Guli, quindi Georgatos a Guli e Ventola deve tagliare da quella palla, da quella parte, vuole proprio la sovrapposizione sulla fascia sinistra. Un'altra curiosità è che l'unico allenatore di Serie A che sceglie di mettersi non vicino alla linea del centrocampo, Cooper, ma sceglie l'altro vertice della panchina evidentemente per curare prima meglio la difesa e poi il reparto dell'attacco. Comunque sta dalla parte della difesa. Infatti l'Inter di Cooper ha dato dimostrazione di grande solidità difensiva, scatta di Michele, Sosa a sinistra per Pieri, conclusione, grande parata di Toldo in calcio d'angolo e prima palla gol per l'Udinese. Qui Pieri ha dato, se ce ne fosse bisogno, un'altra dimostrazione delle sue grandi capacità quando spinge. Sì, si è inserito benissimo, anche Sosa è stato bravo ad accentrarsi e vedere il movimento senza palla di Pieri. Si stava lamentando di Michele dall'altra parte, ma penso che Pieri abbia fatto bene da quella posizione a cacciare in porta. Una grande occasione per parte, finora il colpo di testa di Ventola ha finito fuori e la deviazione in calcio d'angolo di Francesco Toldo sul sinistro di Mirko Pieri. Adesso va Jorgensen a battere il terzo calcio d'angolo in favore dell'Udinese. Eccolo qua Caballero che cerca di rendersi protagonista nell'area dell'Inter, allontana il pallone Cordoba, respinge Seedorf il pallone che è stato calciato da Pinzi e taglia l'olandese per Callon che però si stava accentrando, è in vantaggio Bertotto. E qui forse Seedorf, Callon non aveva più il tempo di arrivare su quella palla perché era nettamente in vantaggio Bertotto, invece sulla destra con un pallone lungo Callon avrebbe avuto il tempo per potersi inserire, questo Seedorf non l'ha capito. Il lancio di Scarlato si è trasformato in un pallone regalato a Francesco Toldo, lo fa ripartire l'Inter da Sanetti.
da Cordoba a Materazzi, si sta allargando Jorgatos, lancio per Clarence Seedorf, il duello è vinto da Bertotto con grande sicurezza, poi da Pinzi a Elghera, Jorgensen, ancora Elghera, troppo corto, Guglielmin Pietro ruba il pallone, troppo lungo per Callon, allontana Sottil, di nuovo Pinzi, il lancio di Pinzi per Di Michele, duello con Materazzi, Di Michele prova a mettere dentro, para Toldo. La velocità di Di Michele può creare qualche problema alla difesa dell'Inter. È proprio così, in questo caso la differenza l'ha fatta la velocità, un pallone oltre. Materazzi è stato in questo caso superato in velocità, ma molto bravo a non intervenire. Ha aspettato che la prima mossa la facesse Di Michele, da quella posizione non poteva far altro che tirare in quel modo o rientrare. Perciò esperienza anche in questo caso di Materazzi. Pieri per Di Michele, poi Pieri si porta in avanti, Di Michele si allunga il pallone, lo consegna a Jorgatos, è ripartita di nuovo l'Inter con Sanetti, con Seedorf, ma da quella parte è più dura passare, infatti arriveranno da questa parte, ci sono, ecco qui un passaggio sbagliato, errore di Di Biagio, scatena Jorgensen sul quale è costretto a commettere fallo Jorgatos. Eccolo qua l'intervento di Jorgatos, calcio di punizione in favore dell'Udinese, è passato il primo quarto d'ora, 0-0, sentiamo Angelo Mangiante. In riferimento a quello che diceva prima Salvatore Bagni, cioè il fatto che la difesa 4 tanto Di Michele, Toldo, seconda grande palla gol per l'Udinese con Di Michele, ancora lui dalla stessa posizione di prima, è sempre su una palla toccata, deviata, lui si è fatto trovare pronto, non è stato magari prontissimo nel tiro in diagonale, però pericoloso, sì, la velocità potrebbe mettere in difficoltà, anche se poi, ripeto, è stata un po' disattenta la difesa dell'Inter, perché la velocità nella difesa dell'Inter c'è con Cordoba, è assoluta. Seconda parata di Toldo, seconda parata importante di Toldo, ancora Di Michele, Jorgensen, Elghera, scarlato d'esterno verso Sosa, duello con Materazzi, prova a girare Sosa, allontana Cordoba, di nuovo Elghera, bello il suggerimento in verticale per Pieri, opposizione di Sanetti, Cordoba che allontana, di testa Elghera, scarlato, Jorgensen, insiste Jorgensen, attaccato da Dalmà, calcio di punizione, sentiamo se aveva concluso il suo intervento Angelo Mangiante su Hodgson. Sì, guarda Massimo, allora evidenziamo il fatto di questa difesa 4 che è un po' statica dell'Udinese nell'impostazione, ecco, proprio per questo, per sopperire, Hodgson sollecita molto sia Jorgensen, che infatti si accentra spesso, ma soprattutto Elghera a farsi vedere per impostare loro l'azione di rilancio a centrocampo. Si sta facendo più pericolosa l'Udinese, c'è stato un cross di Scarlato bloccato senza difficoltà da Toldo, adesso il duello tra Pieri e Seedorf permette a Pinzi di ripartire, Elghera. Sì, è partita un po' timida l'Udinese, un po' in soggezione da questa Inter che ha avuto subito due occasioni abbastanza limpide, e poi forse proprio sta credendo in quello che sta facendo l'Udinese proprio perché ha trovato la prima occasione con Di Michele. Di Michele, il duetto con Sosa viene interrotto dal recupero di Dalmà, poi Seedorf, Di Biagio, Ventola, va giù Ventola, fallo di Caballero, calcio di punizione, ecco inquadrato il giocatore sul quale, visto che poteva andare alla Roma, Capello disse non lo conosco, non lo voglio conoscere. Non è male, comunque no, è un giocatore che ha una forza fisica eccezionale. E si è visto che sta giocando, insomma, titolare subito, lui, l'hai sottolineato tu, veniva dall'Olimpia di Tegucigalpa, cioè, sì. Eppure si sta imponendo in questo campionato, lo vedi, e non fa grandissimi errori, ha una forza fisica notevole e ha uno stacco di testa notevole, mi sembra non poco per un difensore così giovane. Vediamo in anticipo ancora una volta. Non era una battuta cattiva quella di Capello, no, voleva certo sottolineare il fatto che lui aspettava comunque un difensore da scudetto, da squadra campione d'Italia, e quindi anche un nome importante. Non a caso si era parlato per la Roma di Cannavaro e Kufur. Di fatto ci sono filosofie, modi di vedere e interessi obiettivi diversi tra queste due squadre. L'Udinese lo sappiamo che politica ha sempre fatto. Scarlato dentro per Sosa, ancora Sosa, duello con Cordoba, riesce a crossare l'argentino, rimessa dal fondo. Eccolo inquadrato, Roberto Carlos Sosa, abbiamo detto che è il suo debutto stagionale, ha tifato quest'estate affinché Muzzi restasse al suo fianco. Nella passata stagione, quando Muzzi si infortunò, lui visse il periodo più nero e
a livello personale l'ultimo anno è stato fantastico con 21 gol tra campionato e Intertoto, ma lui ha confessato di non essere stato molto soddisfatto perché ha sbagliato anche dei gol facili. Insomma, lo score però parla da solo, sicuramente deve essere meno soddisfatto di questo inizio di stagione dove lui o per scelto o per un leggero infortunio non aveva mai giocato. Stasera una chance molto importante, però i gol questo se gioca, questo giocatore li fa, vista la mole, la forza fisica e il colpo di testa. Dalmà ha perso l'attimo, ma anche perché ha commesso fallo su di lui Elghera, quindi calcio di punizione in favore dell'Inter. Sono passati i primi 20 minuti allo stadio Friuli, 0-0 tra Udinese e Inter nel posticipo della 7ª giornata. Inter capolista con 13 punti insieme al Chievo, Udinese quart'ultima con 5 punti, ha sotto di sé Atalanta, Torino e Venezia. La battuta arriva tra le braccia di Turci che preferisce respingere con i pugni, poi salta Di Biagio, pallone allontanato da Pinzi, Materazzi con calma verso Dalmà. E quando l'azione è praticamente, adesso vediamo l'azione di Seedorf chiuso bene da Bertotto, però quando è in posizione l'Udinese è difficile superare, come dicevamo, 4 giocatori statici dietro e 2 centrocampisti davanti alla difesa, Elghera e Pinzi. Callon ha ricevuto il pallone da Ventola, ha aperto verso Seedorf, ancora Seedorf, duello con Bertotto, insiste l'olandese, cross basso, allontana Pinzi, sarà rimessa laterale per l'Inter. Una delle finora rarissime incursioni interiste sulla fascia destra. Zanetti, Callon, ancora Callon, Seedorf, non passa Seedorf, la marcatura attenta da quella parte, arriva Callon a dargli una mano, ma per l'Inter c'è soltanto una rimessa laterale già effettuata da Zanetti all'indietro. Cordoba, Materazzi è rimasto da solo nella metà campo interista insieme a Toldo. Dalmà, ancora Materazzi, ha un buon lancio l'ex perugino, qui va a pescare Seedorf in posizione di alla destra, troppo lungo il pallone, rimessa per l'Udinese. Comunque, a parte il passaggio, è da notare secondo me in questo momento Bertotto che si è fatto superare ovviamente dalla palla, ma proprio la sua posizione era perfetta, perché una volta che il pallone ha toccato per terra non aveva più la possibilità di arrivarci Seedorf. Perciò qualche volta il difensore, come in questo caso quando c'è poco spazio tra lui e la linea di fondo, la posizione secondo me era perfetta di Bertotto. Di testa Cordoba, di piede destro Di Biagio a cercare Callone e Ventola, chiude bene Caballero, sicuramente anche una finta ai danni di Ventola, il rinvio è stato prolungato da Bertotto, poi Zanetti, Seedorf, ancora Zanetti, all'indietro a cercare Marco Materazzi, Giorgatos, Guglielmin Pietro, se ne va l'argentino, 2 su di lui, fermato da Scarlato, attacco di Guglielmin Pietro, calcio di punizione in favore dell'Inter. Sì, il pallone si è fermato perché praticamente si sono fermate anche le gambe di Guglielmin Pietro. Abbiamo visto che sulla sinistra questo giocatore che batterà la punizione, cioè Giorgatos, ha sempre tenuto la posizione, ha dato sempre la possibilità e l'opportunità a Guglielmin Pietro di spingere. Batte Giorgatos, palla dentro, c'è stato il salvataggio, va a recuperare dall'altra parte Clarence Seedorf, lo scatto di Zanetti, ancora Zanetti all'indietro, era andato addirittura Sosa ad attaccare il suo connazionale. L'Inter riparte da Materazzi, poi Giorgatos, ancora Materazzi con la battuta lunga verso Callon, posizione regolare di Callon, all'indietro con calma, Sottil, permesso colpendo di testa al suo portiere di fermare con le mani. Qui non attentissima la posizione, a parte Sottil che si aiuta e fa bene in questa circostanza con le braccia, però aveva avuto quel 1 metro di vantaggio che Callon poteva sfruttare un po' meglio, però si è girato forse ancora una volta non bene verso la porta. Errore di Giorgatos, l'Udinese ne approfitta per ripartire con Di Michele, Sosa, anticipo di Materazzi, poi Seedorf, porta via il pallone Pinzi, il più giovane in campo, è del 1981, l'ex centrocampista laziale. Jorgensen va giù, non c'è fallo e può partire in azione d'attacco Guglielmin Pietro. Ventola, ancora Ventola, prova a mettere dentro per Callon, poi gira il pallone nella zona di Seedorf, Seedorf dentro, troppo lungo il passaggio di
Clarence Seedorf, questa era una buona occasione per l'Inter. Ma soprattutto per un giocatore, grande cosa di tunnel di Jorgensen su Dalmà, non ci arriverà più secondo me di Michele, però lì un giocatore con la qualità di Seedorf deve puntare, anche se Bertotto è un difensore puro, può andare via a destra o a sinistra e deve cercare la porta. Non c'è più spazio per un passaggio filtrante secondo me. Poi soprattutto come ha calciato in questo caso Seedorf. Sentiamo se Cooper è soddisfatto della sua Inter. Stefano De Grandis. Ma sicuramente li richiama in continuazione, li segue azione per azione, ma volevo ricollegarmi soprattutto a quanto diceva Salvatore, perché non era soltanto arrabbiato per questo tocco morbido di Seedorf, ma anche per il fatto che ha recuperato molto tardi la posizione su Pieri e allora Cooper si è sbracciato nei confronti di Seedorf. È vero che non è la sua posizione, però vorrebbe maggiore abnegazione, maggiore partecipazione al lavoro di fascia. Dall'altra parte è vero che Georgatos spinge meno di Guli, però Guli è proprio l'uomo di Cooper, quello a cui Cooper si riferisce continuamente, vuole che lui porti avanti il pallone, che si allarghi molto, che dia luogo alle sovrapposizioni. Sosa voleva servire Elghera, ha trovato la posizione di Jorgatos. Materazzi gira sulla destra verso Zanetti, meno di 20 minuti alla fine del primo tempo. Non abbiamo ancora visto reti allo stadio Friuli tra Udinese e Inter nel posticipo della settima giornata di Biagio. Seedorf. Sai, questo giocatore io lo capisco, dovrebbe anche coprire, ma le caratteristiche e le condizioni fisiche di un giocatore, soprattutto il fiato, sono quello che sono, anche perché ha ruoli diversi. Adesso cade via Sosa. Prova Sosa da fuori. L'assist era stato di Pinzi, la conclusione di Sosa la stiamo rivedendo, era un po' scordinato e si vede. Sì. Ha cercato proprio anche lui di calciare, sì, di esterno, ma non certo come ha calciato in questo momento. La rimessa dal fondo di Francesco Toldo, l'anticipo di Sottil su Ventola, poi Materazzi di Biagio, ancora Ventola, colpo di tacco per servire Seedorf, in avanti per Callon. Callon riesce a prolungare, arriva Bertotto. Sembra abbastanza e stranamente, vista la precarietà della classifica dell'Udinese, tranquillo Hodgson in panchina. È così? Lo chiedo a Angelo Mangiante. Sì, tra l'altro guarda, se l'uomo di riferimento di Cooper è Guli, il suo invece di Hodgson è Jorgensen, il danese qui sulla fascia, lo sta muovendo come pedina tattica perché è proprio per evitare che Scarlato, come è avvenuto, sia preso in mezzo. Però a te Massimo. Stringe Callon, duello con Caballero, allontana Bertotto e Elghera, ha fatto partire subito Jorgensen, cerca di muovere il contropiede velocemente la squadra bianconera. Qui Sosa indugia e viene bloccato da Dalmà. Seedorf dentro per Ventola, anticipato da Sottil che ha giocato all'indietro verso Turci. Ha munito Pinzi. Qui c'è il primo giallo della partita ed è destinatario Pinzi. Sì, in ritardo per questo fallo, rivediamo, ma c'è stato un fallo a metà campo sul passaggio in profondità. Pinzi è andato a chiudere in ritardo, ma forse la Monera ha cercato, è andato a cercare il pallone secondo me. Primo giallo della serata è per Giampiero Pinzi, 27esimo del primo tempo. Lasciamo allora concludere l'intervento ad Angelo Mangiante. Allora a chiudere, proprio per evitare che Scarlato sia preso in mezzo sulla fascia da Guli e Georgatos, muove proprio Jorgensen come pedina tattica per aiutarlo in copertura. E qui abbiamo rivisto l'intervento che è costato a Pinzi il primo cartellino giallo della serata. Ci stiamo avvicinando alla mezz'ora del primo tempo, battuta la punizione Dalmà. Guglielmin Pietro, duello con Jorgensen, alla fine calcia male l'argentino ma ottiene il calcio d'angolo. C'è stata deviazione di Jorgensen, secondo corner per la squadra di Cooper. Non sembrava convintissimo Jorgensen, vediamo. No, sì. no, giustissimo. Deviazione di Jorgensen e quindi calcio d'angolo numero 2 in favore dell'Inter. Va a battere Seedorf, palla dentro sul primo palo, i pericoli per la porta di Turci. Fallo di Di Biagio, sì. In anticipo lo sta proprio indicando l'arbitro, proprio in anticipo lui va a prendere quella posizione. Per la seconda volta pericoloso sul primo palo il movimento dei giocatori dell'Inter, movimento che provocò il gol di Materazzi a Parma. E tu c'eri. Esatto, esattamente. Proprio su una punizione laterale Materazzi andò con la mole, soprattutto perché non fece nessun movimento, andò davanti e lì non si può anticipare, fece un gran bel gol. Punizione in favore dell'Udinese, fallo su Di Michele, la battuta
all'indietro di Pinzi verso Caballero. Il lancio dell'Honduregno è un pallone regalato a Francesco Toldo. Come prima idea mi sembrava avventata, perché era da solo sul vertice destro Sosa, quel pallone di Caballero era per Sosa, ma non aveva assolutamente possibilità né di passare a Di Michele né di stopparlo. Zanetti ha fermato il pallone diretto a Pieri, l'Udinese però ha guadagnato la rimessa laterale già effettuata verso Pieri. Velocissimo l'ex perugino, permette però a Zanetti di recuperarlo e non guadagna neanche l'angolo. Inquadrato Mirko Pieri. Qui si è fatto prendere un po' dalla frenesia, perché quando non c'è spazio torni indietro, invece lui ha voluto cercare per forza uno spazio che non c'era e ha calciato malamente. Sta per cominciare l'ultimo quarto d'ora del primo tempo, sempre 0-0 tra Udinese e Inter. Sulla rimessa dal fondo di Francesco Toldo salta Dalmà, poi Ventola, troppo lungo per Callon, in vantaggio Caballero. Turci, rinvio nella zona di Yorgatos, poi Dalmà in mezzo a due uomini, viene fermato irregolarmente, c'erano Elghera e Jorgensen su di lui. Calcio di punizione in favore dell'Inter, ecco la trattenuta di Elghera. Dalmà insiste, poi arriva Jorgensen a fermarlo irregolarmente. Comunque si sta vedendo più in fase di copertura Jorgensen che in fase di offensiva. Anche lui cerca di dare copertura a quella fascia, ma lui è molto importante perché deve essere un punto di riferimento per l'Udinese quando attacca. A stretto contatto Andrea Sottil e Mohamed Callon. Callon, lo ricordiamo, è il miglior realizzatore dell'Inter, 4 gol di cui 2 su calcio di rigore. La battuta di Yorgatos finisce sul fondo, non era né un assist giocabile da qualche compagno né un tiro. No, sono quelle palle che cerchi sicuramente un giocatore sul secondo palo, penso, visto che è tagliato, non penso proprio, anche perché è stata calciata malissimo, che volesse sorprendere Turci, anche se la traiettoria lo potrebbe far pensare, ma ha solo calciato male. Punizione, fallo di Di Biagio su Sosa, punizione quindi in favore dell'Udinese. 32esimo del primo tempo, la batte l'Honduregno Caballero, che ha segnato una rete segnate dall'Udinese. Materazzi di testa per anticipare Sosa, poi la rovesciata di Yorgatos, l'anticipo di Sottil su Ventola, il rinvio di Guglielmin Pietro e ancora l'anticipo di Caballero su Callon. Elghera, Jorgensen, fermato il danese da Dalmà, poi Yorgatos, Seedorf, Di Biagio, stava arrivando Di Michele, Di Biagio ha chiesto aiuto a Zanetti. Seedorf sfrutta un'indecisione di Bertotto, se ne va sulla fascia destra, calcio di punizione in favore dell'Udinese. Seedorf non ci crede, ma non so, vediamo qui, ma si trattenevano, io avrei... Sembrava fallo di Pinzi in partenza. Sì, subito era fallo di Pinzi, poi si sono trattenuti, ma sicuramente fallo di Seedorf no, di sicuro, almeno. A parte lui aveva il pallone davanti, non mi sembra neanche che l'abbia toccato in faccia, non lo so. Non mi sembra una gomitata sicuramente. Salvatore è un altro giocatore che l'anno scorso ha vissuto momenti molto difficili, tanta panchina con Tardelli, e che quest'anno sta ritornando il giocatore importante che è nella nazionale olandese e che è stato nel Real Madrid. Non ci sono dubbi sulle qualità di questo giocatore. Poi ripeto, quando uno silenziosamente gioca sulla destra, anche se ha caratteristiche diverse, vuol dire che ha una voglia immensa di riproporsi e di giocare titolare. Lui ce l'ha, perché io penso che non sia contento di giocare in quel ruolo in tutti i casi. Poi dopo è ovvio che si fa di tutto per stare negli 11, è un centrale, ma non ci sono assolutamente dubbi. Quando si gioca sulla destra ci vuole molta velocità, bisogna saltare sempre con continuità l'uomo, la velocità. Lui è tecnicamente bravissimo, per quello lo sa, non è che abbia la velocità per saltare l'uomo in difensore in corso. Rinvio di Toldo, parte Ventola, lo ha fermato ancora Caballero. Finora ottima la prova del difensore centrale honduregno. Yorgatos sbaglia nel tentativo di servire Zanetti, permette a Pieri di partire. La velocità di Mirko Pieri, duello con El Tractor e vince il trattore argentino Javier Zanetti. Di Biagio, ecco il lancio per Callon, posizione regolare, Callon, Turci con ottima scelta di tempo ha avuto la meglio, era pericoloso questo lancio per Callon. Sì, sembrava che potesse chiudere quello spazio Callon, quando una volta rimbalzato il pallone non poteva più arrivarci. Pensavo potesse anticipare e rubare il tempo magari anche a Turci in uscita.
Di testa Materazzi, la rimessa laterale dell'Udinese, è pronto Jorgensen che lascia Scarlato, ecco inquadrato Hector Cooper. Ha dato proprio delle indicazioni a Di Biagi in questo caso, che gli ha detto proprio di venire a chiudere quello spazio qui sulla, diciamo, sulla sinistra della formazione dell'Inter. Ancora una rimessa laterale è per Scarlato, Jorgatos ha anticipato Sosa, poi Elghera colpito involontariamente ma duramente da Dalmà e quindi calcio di punizione in favore dell'Udinese. Eccolo qua intanto il contrasto tra Dalmà ed Elghera, Dalmà in ritardo, calcio di punizione in favore dell'Udinese, lo sta per battere Jorgensen sul pallone, eccolo qua Toldo che chiama 4 uomini in barriera, si stava allontanando Dalmà, invece si allontanano tutti e due, sia lui che Jorgatos. Cercherà il palo sulla... Calcio di Michele. Sì, calcio di Michele sopra secondo me la barriera, non cerca passaggi, vediamo. Eccolo qua. Di Michele prova in porta e va sul fondo. Vista e rivista l'azione precedente, quella che ha fatto sgranare gli occhi dall'incredulità a Clarence Seedorf, in effetti non c'era stato il contatto, il fallo da parte dell'olandese nei confronti di Pinzi. Rimessa dal fondo intanto di Francesco Toldo, ultimi 10 minuti del primo tempo, sempre 0-0 tra Udinese e Inter. Di testa Sosa nella zona di Jorgatos, Sottil si sta dedicando a una marcatura davvero implacabile nei confronti di Nicola Ventola. Sentiamo Angelo Mangiante, ma prima seguiamo questa azione d'attacco da parte dell'Inter, fermata dal rinvio di Scarlato. Può partire Sosa, lancio per Di Michele, fermato da Cordoba. Jorgatos, un rimpallo, la palla che stava per finire fuori ci finisce e allora sentiamo Angelo Mangiante. Sì, sulla punizione di Di Michele si è molto arrabbiato con il giocatore Huxon perché c'erano i lunghi che erano andati in aria, in particolare sia Sottil che Caballero, e voleva, anche perché era da molto lontano la punizione, voleva che appunto crossasse cercando la loro testa. È rimasto a terra Dalmà, incidente per Dalmà, Ce l'ha con Sosa. eccolo qua. Vediamo. Molto Brutto intervento pericoloso. di Sì, Sosa. pericoloso, da dietro, non se l'aspettava. Infatti ha cercato di andare a chiedere scusa dal Ma, che non le ha accettate, ma questo è un brutto fatto. Questo è il momento dell'intervento di Sosa, forse non è riuscito a fermare la gamba che però era partita in maniera troppo decisa. In quelle occasioni lo sai che non puoi prendere il pallone, mi sembrava leggermente troppo alta la gamba sinistra di Sosa. Per Sosa solamente un rimprovero da parte di Trentalange, che finora, lo ricordiamo, ha ammonito soltanto un giocatore, Pinzi. Stefano De Grandis. Allora, anche adesso sta ripetendo sempre un po' la stessa frase ai difensori, sia a Cordoba che a Materazzi. Adesso l'ha detto a Jorgatos, gli ha detto guardate che Guli sta sempre solo. Evidentemente Cooper ha evidenziato una falla, secondo lui appunto quella della marcatura dalla parte di Scarlato, anche se precedentemente aveva detto a Materazzi giocate anche sulla destra su Seedorf, ma adesso ha detto di giocare su Guli. Sponda di Sosa, parte di Michele contro la difesa dell'Inter, passaggio di ritorno che in realtà chiama in causa Jorgensen, va a chiudere Jorgatos, Jorgensen sbaglia tutto. Troppo precipitosa l'Udinese negli ultimi 20 metri quando deve rifinire la manovra. Sì, e poi un giocatore come Jorgensen, cioè si capisce, ci può sbagliare tutti ovviamente, ma qui non c'è spazio, prova a rientrare, vediamo, ha cercato con una palla sopra la testa di Toldo, lo vediamo, cerca, ma qui sbaglia completamente tutto. E mancano 7 minuti alla fine del primo tempo, rimessa dal fondo di Francesco Toldo. Finora è giusto il risultato di 0-0, Salvatore? Sì, è cresciuta l'Udinese e soprattutto l'Udinese non ha più lasciato gli spazi e soprattutto ha avuto qualche disattenzione all'inizio, ma col passare del tempo ha trovato l'equilibrio e adesso è difficile per l'Inter trovare spazi, e le indicazioni di Cooper sono quelle di giocare sulla sinistra, anche perché Scarlato si accentra molto e allora lascia lo spazio per Guli. Adesso mi sembra che l'Inter stia cercando anche palloni molto lunghi con Materazzi per la profondità dei due attaccanti. Un problema per Nicola Ventola, colpo al volto, non dovrebbe essere nulla di serio. Intanto il pallone è stato rimesso in gioco dall'Udinese, ma Trentalange va a controllare giustamente le condizioni di Ventola. È meglio soprattutto quando ci sono colpi alla testa. Qui lo scontro con Caballero.
è stato abbastanza casuale. Ventola andava all'indietro e si è scontrato con Caballero, però è meglio intervenire. Sì, però c'è un petto di Caballero, sì. Non c'è andato col gomito, certo è stato brutto perché lui indietreggiava, però è proprio andato col petto, perciò penso che si riduca a poco e niente. Per quanto riguarda Ventola, secondo me rientrerà facilmente. Panchina per l'Inter ci sono Fontana, Simic, Viva, Spadalino, Gresco, Ocan e Adriano, una delle rivelazioni di inizio stagione, brasiliano, ex Flamengo, classe 82. Di Biagio soffia un pallone a Scarlato, lo gioca molto bene Seedorf anticipando Bertotto, sta recuperando Pieri, Seedorf lancia come può e regala, restituendo la cortesia, il pallone a Scarlato. Poi Caballero, Pinzi, Di Michele, ancora Di Michele, chiama il pallone Jorgensen, posizione di ala destra, Cooper sta urlando ai suoi di dare una mano da quella parte, stringe Jorgensen, poi ottimo anticipo di Materazzi nei confronti di Di Michele, sul rimpallo si è avventato Elghera. Scarlato, sì. Cooper non vuole certo dare l'1 contro 1 a Jorgensen contro Georgatos, più delle volte lo salterebbe, anche se Georgatos praticamente sì, proprio forse per indicazione ha sempre tenuto quella posizione e sappiamo che forse una delle sue maggiori qualità è quella di spingere. Se ne va seminando a Bersari Scarlato, l'ultimo a Jorgatos, troppo lungo il pallone per Jorgensen, recupera il greco con grande grinta e poi va giù Materazzi colpito da Jorgensen, calcio di punizione in favore dell'Inter. Rivediamo, preso pieno la caviglia di Materazzi, Jorgensen cercava il pallone ma il pallone era lontano. Si è arrabbiato perché Materazzi ha usato quella mano destra giustamente per allontanare Jorgensen, si è innervosito per quello, l'ha tenuto molto lontano e lui lo ha scalciato volontariamente, perché bisogna dire secondo me le cose come stanno. Calcio di punizione battuto dall'Inter, quadrato l'argentino Hector Cooper e la sua prima stagione italiana, il rinvio di Toldo, Sottil anticipa Ventola, poi Elghera in duello con Dalmà, Pinzi, Cordoba, Zanetti. Comunque si è notato anche stasera come anche poi i 4 della difesa dell'Inter non è che spingano notevolmente, perché anche Zanetti dalla parte opposta praticamente non si è quasi mosso, ha tenuto le distanze e le posizioni, cioè il centrocampista è stato sempre più avanzato, Gulli da sinistra e Seedorf dall'altra parte, e gli esterni difensori sono rimasti in posizione. Era partita promettendo molto l'Inter ma sta mantenendo poco, sei d'accordo? Sì, adesso è farraginosa l'azione, si cercano dei passaggi delle volte improbabili, ma forse anche questo per l'Udinese che sta chiudendo tutti gli spazi. Callon prova il palleggio, glielo impedisce Elghera concedendogli solo una rimessa laterale. Ancora Callon che poi lascia il pallone a Jorgatos, ultimi 3 minuti del primo tempo. Materazzi, Cordoba, Zanetti, si avvicina Di Biagio, Zanetti cerca e trova Seedorf. Fermato Seedorf, è partito Bertotto, difende il pallone Bertotto, Pieri lancia lungo nella zona di Cordoba, lancio del colombiano a cercare Ventola, sovrastato da Caballero, poi Pinzi, lancia Pinzi e parte Di Michele, sgusciato alle spalle di Cordoba, in posizione regolare Di Michele, prova un palleggio verso la bandierina e guadagna solo una rimessa laterale, tocco di Cordoba a fermare l'avanzata di David Di Michele. Eccolo qua il palleggio di Di Michele, rimessa laterale in favore dell'Udinese. Prova a liberarsi ancora Pinzi, duello con Zanetti, palla difesa da Zanetti che evita il calcio d'angolo. Cordoba la scaraventa lontano, può partire Seedorf, calcio di punizione. Sentiamo velocemente come ha vissuto il finale di primo tempo dalle panchine Stefano De Grandis. Ma scuote la testa Hector Cooper, vorrebbe ovviamente il gioco più rapido, aperture sulle fasce laterali e poi copertura centrale. Non è del tutto soddisfatto, si farà sentire nell'intervallo. Seguiamo la punizione di Jorgensen e poi sentiremo anche qual è l'atmosfera sull'altra panchina. Io da qui ho visto un Hodgson molto tranquillo in questo primo tempo, devo dire stranamente, viste le urgenze di classifica che animano la formazione friulana. Jorgensen tocca corto, conclusione da fuori, un tiraccio
senza gloria da parte di Bertotto, chiede scusa a tutti. E purtroppo si può sbagliare, lui lo sapeva, anche se ha avuto tanto tempo per pensare il tiro. Intanto vediamo qui qualcosa tra Materazzi e Sottile, poi interviene anche Ventola, però ha avuto tanto tempo Bertotto per calciare e non è riuscito a inquadrare la porta. Allora seguiamo l'attacco di Callon, palla tenuta in campo da Ventola. Ventola se ne va in posizione di ala sinistra, lo chiude benissimo Sottil, gran primo tempo di Sottil. Angelo Mangiante. Sì, c'è sempre molta plomb un po' nell'atteggiamento di Hudson in panchina, però poi aveva iniziato ovviamente a comunicare con la squadra italiana, poi anche lui un po' nella transagonistica è passato a dare indicazioni in inglese. A te. Eccolo Callon, gran pallone di Seedorf, va a chiudere Caballero, dentro per Ventola, il pallone era però troppo avanzato, lo lasciano passare tutti i giocatori dell'Udinese finché non arriva Turci. Prima iniziativa pericolosa dell'Inter partendo dalla fascia destra, è stato bravo Seedorf, bravo anche Callon, però non si è capito con Ventola. Tutto è nato poi da un errore di Bertotto che ha cercato di dribblare Seedorf, e allora a quel punto l'Udinese si è trovata sbilanciata e l'Inter ha ritrovato quello spazio che per mezz'ora non l'aveva più trovato. Un minuto di recupero segnalato dal quarto uomo Renosto, attacca Jorgensen, dentro per Di Michele, ha chiuso Materazzi ma il pallone forse ha sbattuto su Di Michele. Sì, proprio così, ha fatto un ottimo movimento, perché è ovvio che per caratteristiche lo faccia sempre Di Michele, ma gli è partito molte volte alle spalle dei difensori dell'Inter. Combinazione tra Guglielmin Pietro e Callon, cambia gioco il ragazzo della Sierra Leone, allontana Bertotto in anticipo su Seedorf, Pieri, Bertotto, Cordoba. 25 secondi alla fine del recupero, ultima possibilità di attacco per l'Inter, scende Zanetti, ancora Zanetti, ecco il traversone, si tuffa Ventola, allontana Sottil, non è arrivato Ventola sul pallone, si è lanciato in tuffo di testa alla Gigi Riva, adesso possibilità per Pieri di andare in attacco, sulla fascia sinistra sta scendendo l'Udinese, Di Michele, palla dentro per Sosa di testa, allontana Materazzi, non c'era nessuno a centro area. Jorgensen doveva accentrarsi di più sull'assist di Sosa, adesso in avanti Elghera, ancora Elghera, Sosa, Sottil, Sosa litiga un po' col pallone, lo affida a Jorgensen, Jorgensen mette dentro e prova la girata mandando però nettamente fuori, e questa dovrebbe essere stata davvero l'ultima azione del primo tempo. Sosa, è il momento di andare negli spogliatoi, ecco qua la girata di Sosa, si va agli spogliatoi sul punteggio di 0-0, punteggio misero per due squadre che hanno sempre segnato nelle prime 5 giornate. Salvatore. Sì, non molte occasioni ma molto equilibrio, meno di quanto potessimo pensare all'inizio. C'è una buona Udinese in campo che sta contrastando l'Inter. Dopo un inizio promettente e autoritario della squadra di Cooper che ha seminato il panico sulla fascia sinistra del suo fronte d'attacco, l'Udinese è riuscita a riequilibrare la situazione. Qui c'è un dialogo abbastanza serrato tra l'arbitro Trenta Lange e Clarence Seedorf e quindi si va al riposo sul punteggio di 0-0. Inquadrato Roberto Carlos Sosa alla sua prima apparizione in questo campionato. Siamo pronti a vedere il riassunto statistico di questa prima frazione mentre le squadre stanno abbandonando il terreno di gioco. Eccolo qua, ha tirato in porta alla fine di più l'Udinese, due parate importanti di Francesco Toldo, in vantaggio la formazione friulana anche per quanto riguarda i calci d'angolo e i falli subiti. Un solo cartellino giallo, quello di Pinzi dopo 27 minuti, primo tempo correttissimo. Speriamo però che la ripresa ci riservi emozioni, se non proprio come quelle di Juventus Torino di questo pomeriggio, almeno qualcosa di simile, e diamo per il momento la linea alla regia. Nell'intervallo poi rivedremo insieme a Fabio Guadagnini le azioni più importanti di questo primo tempo. A tra poco. Dalma ha tenuto molto la posizione, forse doveva leggermente più avanzare lui, più di Di Biagio. Seedorf ha trovato delle difficoltà per il contrasto di Bertotto, e mi sembra che forse qualche sovrapposizione in più sulla sinistra e sulla destra per dare la possibilità di andare anche i due esterni difensivi Zanetti e Georgatos debba esserci, e soprattutto anche Dalma deve inventare qualcosa di più.
La mano sul petto dei suoi giocatori, così Hector Cooper suona la carica ai suoi uomini prima dell'ingresso in campo. Uno dei gesti importanti, un gesto che la regia del nostro Angelo Carosi è andata a cogliere nel tunnel che porta dagli spogliatoi al terreno di gioco. Non mi sembra di vedere novità nelle due formazioni, non ci sono cambi e quindi ripassiamo velocemente gli schieramenti. L'Udinese in questo secondo tempo alla vostra destra riparte con Turci tra i pali. In difesa Scarlato, Sottil, Caballero e Bertotto. A centrocampo Jorgensen, Pinzi, Elghera e Pieri. In attacco Sosa e Di Michele. In panchina ci sono, oltre al secondo portiere, Morgan De Sanctis, tutti stranieri: Koldrup, Marcos Paulo, Martinez, Almiron, Pavon e Nonvete. Per quanto riguarda l'Inter, Toldo tra i pali, Zanetti, Cordoba, Materazzi e Jorgatos sono i difensori. A centrocampo Seedorf, Di Biagio, Dalmà e Guglielmin Pietro. In attacco Callon e Di Michele. Subito Guglielmin Pietro, primo attacco dell'Inter, palla dentro, bloccata da Turci con grande sicurezza. È finita 0-0 questa partita a Udine soltanto 3 volte in 28 precedenti che si sono giocati in questa città friulana, con 8 successi dell'Udinese, 9 pareggi, 11 vittorie interiste, e ci auguriamo che non finisca così, anche perché Udinese e Inter hanno le prime 5 giornate. L'Udinese va sempre in gol da 7 partite, l'ultima volta all'asciutto è lo 0-0 col Napoli del 27 maggio scorso. Ovviamente era il finale dello scorso torneo di Serie A. In quanto all'Inter è l'unica squadra imbattuta in Serie A. Seguiamo Sosa, fermato prima da Materazzi, poi da Jorgatos, e non prende gol da 234 minuti. L'ultimo fu quello di Maniero per il momentaneo pareggio del Venezia a San Siro. L'Inter fuori casa ha finora conquistato un pareggio 2-2 a Parma e la vittoria di Torino al Delle Alpi contro i Granata per 1-0. Zanetti, sovrapposizione di Seedorf, insiste l'argentino, chiuso da Pieri, ancora Zanetti, guadagna la rimessa laterale. Dalmà. Ricordiamo che in panchina per l'Inter ci sono Fontana, secondo portiere, poi Simic, Vivas, Padalino, Gresco, Ocan e Adriano. Movimento di Cordoba. Adriano è una carta che ha quasi sempre giocato. Pensiamo, fuori gioco di Seedorf sulla destra, pensiamo che se dovesse rimanere lo 0-0 forse qualche minuto lo giocherà. Fuori gioco di Clarence Seedorf, calcio di punizione inquadrato l'arbitro Trentalangi. Finora il suo lavoro è stato facilitato dal comportamento dei giocatori, correttissimo. Punizione affidata a Gigi Turci. Salta Cordoba, duello con Sosa, poi Di Michele, rovescia Materazzi, l'assist era stato di Pinzi. Intervento comunque dell'arbitro, c'è stato lo scontro tra Pinzi e Di Biagio, calcio di punizione in favore dell'Inter. Vediamo che questa è la dimostrazione propria che quando uno ha un giocatore come Sosa non c'è poi bisogno di tanti schemi, perché dalla tua metà campo, praticamente da 60 metri butti un pallone in mezzo ai difensori centrali e Sosa molte volte la prende. Poi non sempre al contrasto di Materazzi, e in questo caso era quello di Cordova. Abbiamo rivisto il fuorigioco per il quale è stata fermata l'azione dell'Udinese. Intanto Di Biagio sulla sinistra per Guglielmin Pietro, è partito Jorgatos, lancio è per Callon, fermato da Caballero, poi Di Biagio, Dalmà, Seedorf è riuscito a tenere il pallone in campo, salta Zanetti, Bertotto in rovesciata, Di Biagio, rimpallo su Elghera, poi Dalmà prova a far ripartire l'Inter ma lancia il pallone in una zona morta. Scarlato ha giocato all'indietro verso Turci. Sono passati i primi 4 minuti del secondo tempo, sempre 0-0 sul rinvio di Turci, colpo di testa di Materazzi, fuorigioco di rientro di Callon, punizione per l'Udinese. E quando vanno in contrasto lì in mezzo l'Udinese si fa sentire, con Elghera e Pinzi sono bravi ad andare a recuperare il pallone, vuole questo l'Udinese, non inizia quasi, ancora una volta, ecco Di Michele, Toldo miracoloso, ha sbagliato Cordoba, si è avventato sul pallone Di Michele e Toldo
riparte dai miracoli di Inter Bologna. Sì, ma poi non c'era più spazio, col corpo gli ha chiuso quello spazio, non poteva fare altro Di Michele, non ha sbagliato un gol, non c'era lo spazio per poter né evitare e dribblare Toldo né fargli passare sopra il pallone, era difficilissimo. Sarà un bel duello tra Toldo e Buffon per il ruolo di titolare della porta in azzurro ai prossimi mondiali. Per ora vince Buffon, ma Toldo è molto più che un pericoloso concorrente, lo sta dimostrando. In avanti Seedorf, palla dall'altra parte, Guglielmin Pietro, duello con Scarlato, rientra l'argentino, il tocco all'indietro per Dalmà che è stato anticipato da Elghera, poi Sosa va al recupero, prova il lancio Jorgensen, sbaglia tutto, il pallone finisce fuori, rimessa in favore dell'Inter che ha rischiato molto con l'errore di Cordoba e la parata provvidenziale di Francesco Toldo su Di Michele. Zanetti, Seedorf, Callon, sfreccia in sovrapposizione Zanetti, tocco corto ancora per Callon, la chiusura, Brutto calcio di Callon. fallo di Callon nei confronti di Pinzi, giallo per Callon, primo cartellino giallo per gli uomini di Cooper, ammonizione per Callon. Non ci sono dubbi, l'abbiamo rivisto, la palla praticamente era fuori, Callon ha scalciato Pinzi, giusto così, lo rivediamo ancora una volta, palla già persa. Eccolo qua il calcione di Mohamed Callon, ammoniti finora lui e Pinzi nel primo tempo. Punizione battuta Di Michele, in avanti Sosa, quello con Cordoba, va giù Sosa e guadagna la punizione nonostante le proteste di Cordoba, Materazzi e Zanetti. Vorrei rivedere, no, per me qui non c'è nessun fallo, assolutamente non c'era, forse la gamba destra o sinistra ma assolutamente non c'era fallo. Sentiamo Angelo Mangiante. Attenzione perché l'imperativo adesso di Oxen ha mandato sia Sottil che Caballero a saltare e quindi è stato proprio uno schema che ha chiesto lui espressamente su questo calcio di punizione. Continuano le proteste di Clarence Seedorf mentre l'Udinese sta per battere un calcio di punizione con Jorgensen. Questa posizione è difficilissimo poter trovare il secondo palo con una palla alta, cercherà forte il primo palo, vediamo, eccolo qua. Jorgensen, tentativo di Di Michele, rimpallo per Seedorf che scaraventa in fallo laterale. In avanti l'Udinese, ha cominciato bene il secondo tempo la squadra di Hodgson. Elghera, Jorgensen va a chiudere Guglielmin Pietro, palla dentro, mancato il colpo di testa da parte di Sottil che ha sfiorato la rete del vantaggio. Anche qui abbiamo avuto l'impressione del gol come nel primo tempo, quando verso la stessa porta colpì e mancò il bersaglio Nicola Ventola. Sta partendo intanto il contropiede di Dalmà, duello con Caballero, è partito Dalmà, se n'è andato Dalmà, fallo di Caballero, rischia il soltanto giallo per l'Honduregno. Non era ultimo uomo, però Dalmà se n'era andato. Sì, forse non era una chiara occasione da gol, aveva recuperato la velocità di Dalmà, vediamo, s'aiuta molto. Era fallo inizialmente, sì. Poi è stato il fisico che ha fatto la differenza e il precario equilibrio di Dalmà. Non era così grave questo fallo. Intanto qui rivediamo la punizione, la ricerca dell'anticipo di Di Michele. E ancora qui vediamo quello che tu dicevi prima, il mancato intervento di Sottil quando sembrava che potesse concludere. Punizione per l'Inter, si è scaldata notevolmente l'atmosfera in questo secondo tempo. Udinese e Inter sono sullo 0-0, ecco inquadrato Cooper, c'è stato il cartellino giallo dunque per Caballero, sono 3 gli ammoniti finora, Pinzi, Callon e Caballero. Eccolo qua il difensore honduregno che non è riuscito a fermare con le buone lo slancio di Dalmà. Sta per battere Clarence Seedorf, in area Materazzi, Di Biagio, Cordoba, muove le torri Hector Cooper, Seedorf, pallone allontanato da Elghera, salta Dalmà, poi Cordoba, fuori gioco di Callon sull'assist di testa di Ivan Ramiro Cordoba, fuori gioco di Callon, eccolo qua, netto. Sì. E punizione affidata a Gigi Turci, mentre rivediamo quello che succede in area di rigore per non far prendere nessuna posizione di vantaggio agli attaccanti. Lì è dura per gli attaccanti, quando
quando sono in spazi stretti, posizioni molto strette, è difficile, devi prendere qualche centimetro e andare in anticipo per poter essere pericoloso. Battuta da Turci, in avanti Pieri, fa viaggiare il velocissimo Di Michele, scivolata a terra di Cordoba, calcio d'angolo. Primo corner in questo secondo tempo, lo rivediamo con la scivolata. 4 i calci d'angolo in favore dell'Udinese. Si porta in avanti Caballero, va a battere Jorgensen. In avanti ovviamente anche Sosa, Di Michele e naturalmente Sottil, preso in consegna da Ventola. Parte lo spiovente tra le braccia di Francesco Toldo. Ecco cosa succede invece nell'area dell'Inter con Sosa controllatissimo. Cooper ha parlato molto in settimana ai suoi dell'esigenza di tenere d'occhio nel gioco aereo gli uomini dell'Udinese. Materazzi vince il duello con Sosa, è rimasto a terra l'argentino. Il lancio di Jorgatos verso Ventola, parte Seedorf, cross di Seedorf, colpo di testa incredibilmente fuori, ancora lui, ancora Nicola Ventola, che ha incredibilmente mancato l'occasione dell'1-0. Eccolo qua il cross di Seedorf. Più facile quella del primo tempo o questa, Salvatore? Ma mi sembra che in anticipo l'abbia toccata Caballero, non lo so, forse ho visto male e non gli ha dato l'opportunità di concludere. Da bordo campo Stefano De Grandis. Sì, Cooper ha chiamato Vivas e Adriano, quindi come dicevate voi probabilmente Adriano avrà qualche spazio. Quando ha chiamato Vivas è venuto subito in mente che la possibilità fosse proprio Seedorf, visto che Vivas gioca in fascia destra, Zanetti potrebbe passare più avanti. Poi Seedorf ha confezionato quell'assist per Ventola. Seedorf per Ventola, fermato da Caballero che evita anche il fallo laterale con eleganza. Bertotto, Pinzi, il lancio di Pinzi è per Sosa, in vantaggio Materazzi con il tocco all'indietro su Toldo e il rinvio dell'ex portiere della Fiorentina. Di testa Ilghera, Di Michele attaccato da Cordoba, vantaggio, si continua a giocare, lo scatto di Pinzi, duello con Zanetti, bravo a fermare Pinzi, Javier Zanetti. Di Biagio ha lanciato subito verso Callon, di petto per Seedorf, si apre l'Inter sulla fascia sinistra, ecco la fuga di Guglielmin Pietro sul quale va a chiudere Scarlato, sovrapposizione di Jorgatos premiata, il cross allontanato da Sottil. Dalmà, ancora Dalmà, sponda di Ventola, Callon, ed è bravissimo anche Turci a salvare la partita su Callon, servito da un magistrale assist di testa di Nicola Ventola. Grande occasione per l'Inter, grande risposta di Gigi Turci. Comunque adesso sta rischiando di più, vediamo, lo rivediamo qui, il passaggio di Ventola per Callon e qui Turci ripete la prodezza ancora forse più difficile di quella di Toldo, perché qui era un pallone che rimbalzava, poteva alzarlo, invece lui ha cercato di controllarlo, di buttarlo raso terra, e bravissimo Turci anche se è collegato. Se davvero finirà 0-0 sarà colpa o merito, fate voi, dei due portieri che hanno ingaggiato un duello di bravura. Io vorrei sapere da Angelo Mangiante se Hodgson continua con la sua flemma come nel primo tempo o è cambiato qualcosa nell'atteggiamento del tecnico inglese. Ma guarda, sta soprattutto adesso dando delle indicazioni ai due attaccanti, cioè a Sosa e Di Michele. In particolare adesso il ritmo è aumentato, sono anche un po' allungate le squadre, non vuole che Sosa affretti troppo la sponda per Di Michele, ma vuole che faccia un po' più salire la squadra, quindi tenendo un po' più il possesso palla. Fallo laterale provocato da Scarlato, che pensava ad un suo compagno infortunato e ha mandato fuori. Vediamo se l'Inter restituisce come dovrebbe il pallone all'Udinese. Lo fa. E siamo arrivati al 14° del secondo tempo, sempre 0-0, ma negli spogliatoi nell'intervallo Udinese e Inter hanno trovato le energie per ripartire. E poi adesso l'acceleratore. Sì, e poi adesso insomma i due esterni dell'Inter l'abbiamo visto, e destra e sinistra sia Zanetti sia Gheorghato accorciano con l'altro compagno di reparto e trovano gli spazi. L'Inter sta ovviamente rischiando di più, ma è una squadra che deve cercare di vincere questa partita, e qualche volta si può anche rischiare di perdere, però il primo tempo non l'aveva fatto con gli esterni difensivi, adesso lo sta facendo bene. Fermata l'azione di Nicola Ventola, l'Udinese prova a ripartire con Elghera, servito da Scarlato,
Di Michele all'indietro ma sbaglia, colpo di tacco di Callon per Seedorf. Zanetti, Di Biagio, il lancio di Di Biagio è troppo lungo per Ventola e rimane ancora mezz'ora per provare a vincere questa partita che è ferma sul punteggio di 0-0. Abbiamo rivisto anche il preziosismo di Callon e questo è il contrasto duro fra Di Biagio ed Elghera. Rinvio intanto di Turci, Materazzi con calma, Yorgatos, Guglielmin Pietro, va il greco in sovrapposizione, palla per Ventola, ancora Yorgatos non riesce ad addomesticare il pallone che gli ha soffiato Jorgensen, interviene Trentalange, il pallone era uscito, dice l'assistente Saglietti, ecco qua la conferma e la rimessa spetta alla squadra di Cooper, già effettuata. Buon lavoro di Dalmà, ancora Dalmà, Guglielmin Pietro, fuori ancora la bandierina alzata di Saglietti, stavolta sarà l'Udinese a rimettere in gioco il pallone. Comunque molto più aggressiva l'Inter, anche da questa disposizione. Praticamente adesso lascia dietro i due centrali, anche se Materazzi è andato a saltare a recuperare palla. Intervento di Caballero su Ventola, non c'è fallo, il lancio di Pinzi, Cordoba anticipa Di Michele, Zanetti, Seedorf, duello con Bertotto, Zanetti, uno dietro, rischia perché su Cordoba si stava avventando Sosa. Sul rilancio svirgola Caballero, Ventola, rete! Nicola Ventola, Inter in vantaggio, 16° del secondo tempo. Caballero ha macchiato una partita impeccabile con un errore da principiante e Nicola Ventola ha realizzato il gol del vantaggio, che è il suo secondo gol in questo campionato. Hai detto benissimo tu, proprio così, ha giocato una partita magistrale fino a questo momento, una palla che lui non doveva rinviare, doveva cercare di stoppare, ha sbagliato maldestramente, ha dato la possibilità a Ventola di inserirsi, stoppare bene il pallone, concludere, non dare spazio per il recupero a Turci. Un gran gol di Ventola che ci ha creduto, ma guarda qui non deve cercare di rinviare, deve cercare di fermare quel pallone, poi magari lo sbaglia, gli rimane a 1 metro, ma così gli dà l'opportunità a Ventola che si inserisce bene e segna un gol importantissimo per l'Inter. Il gran destro di Nicola Ventola per il vantaggio della formazione di Hector Cooper al 16° del secondo tempo. Tutta la gioia di questo mondo sul volto e nelle espressioni di Ventola, che è andato a dividere l'entusiasmo con i fedelissimi che hanno accompagnato l'Inter in questa trasferta friulana. Stavamo per dire qualche minuto fa, e sarebbe stata la scoperta dell'acqua calda, che solo un gol poteva ulteriormente riscaldare il clima della partita. Adesso ci aspettiamo la risposta dell'Udinese, che è passata in svantaggio con il gran gol di Nicola Ventola, favorito dallo svarione di Caballero. Adesso c'è ancora un lancio a cercare Ventola, intervento di Sottil, rimessa laterale che spetta alla squadra di Cooper. Comunque si era già visto in questo secondo tempo che l'Inter, rischiando di più, cercava di più la vittoria, e anche in un recupero affannoso prima di Cordova si era visto che magari poteva lasciare Di Michele contro Cordova o Sosa contro Materazzi, ma questo gli interessava meno all'Inter. È nato tutto da uno svarione, ma secondo me il gol si sarebbe visto in tutti i casi. Dunque Inter in vantaggio, secondo gol in campionato per Nicola Ventola, che non doveva partire titolare, visto che in estate si parlava di Vieri, di Ronaldo, magari anche di Callon e di Adriano, ma che proprio con Callon sta componendo una coppia che farebbe la felicità di molti allenatori, Salvatore. Sì, anche perché hai detto bene, quarta, quinta punta, non si sapeva, qui vanno in campo, sono determinanti, perché lui e Callon sono determinanti e non pensano neanche di potersi conquistare il posto, però si stanno godendo in modo magistrale questo momento importantissimo per l'Inter. Intanto Cordoba in lotta con Di Michele, ha toccato per ultimo il colombiano, no, Trentalange dice che è rimessa dal fondo e quindi non si tratta di calcio d'angolo. Gli ha detto bravo, ma vediamo. Ha ragione, è stato bravissimo l'arbitro Trentalange a vedere quell'ultimo tocco sulla linea di Di Michele. 19° del secondo tempo, Inter in vantaggio grazie a Ventola, il rinvio di Francesco Toldo nella zona di Seedorf, di testa Bertotto, prova Pieri a cercare Sosa, allontana Materazzi,
arriva e calcia malamente sul fondo Martin Jorgensen, senza fortuna e senza precisione Jorgensen. Sì, ma non è lui, perché fretta in un giocatore che ha una qualità eccezionale, una qualità che possa andare in porta col pallone. Lui cerca delle prodezze che si possono evitare, secondo me. Intanto è pronto ad entrare Sergio Almiron, centrocampista 21enne argentino, uno dei tanti giovani pescati sul mercato internazionale da Manuel Gerolin e dalla sua ottima squadra di osservatori sparsi un po' in tutta l'Italia. Primo cambio, e ce n'è uno anche da parte dell'Inter, perché sta per entrare Nelson Vivas, ex laterale di fascia destra dell'Arsenal. Due cambi quindi, uno da parte di Hodgson con l'argentino Almiron e un altro argentino sta per entrare, si tratta di Nelson Vivas. Calcio di punizione intanto in favore dell'Udinese. Batte Sottil, palla in area, prova Caballero, allontana Callon, poi Ventola per Seedorf, anticipato da Bertotto che concede una rimessa laterale all'Inter. E allora arriva il momento dei cambi. Se ne va intanto Sosa per l'ingresso di Almiron. Questa è la prima sostituzione. Fuori... Non ci crede. No, non ci crede assolutamente, e devo dire la verità. E non ci vuole credere. Sì, ma è stato importante. Infatti fischia il pubblico. Secondo me è stato importante per questa squadra Sosa. Sentiamo se Angelo Mangiante ha colto un battibecco o qualcosa tra la panchina, perché se ne va Scarlato. Allora Angelo, un bisticcio di numeri o qualche altra cosa? Proprio così Massimo, perché l'equivoco ha creato il quinto uomo, perché in realtà era stato comunicato già dalla panchina dell'Udinese che sarebbe uscito Scarlato, quindi un errore del quinto uomo, e quindi ecco perché tutti non si spiegavano il perché stesse per il quarto uomo, esatto, ecco perché nessuno si aspettava Sosa. Tra l'altro Almiron non è un ricambio per Sosa. No, Almiron giocherà sulla destra, Jorgensen andrà sulla sinistra e perciò Pinzi praticamente fungerà da difensore sinistro, e penso che questo sarà il nuovo assetto del Bertotto si è portato a destra. Esatto, in difesa. Vediamo se giocheranno a 3 a 4. Io penso che continueranno a giocare a 4, però Intanto ha marcato un colpo di tacco da funambolo del calcio Angelo Mangiante, l'abbiamo visto inquadrato. Seguiamo Seedorf che prova a lanciare dall'altra parte Guglielmin Pietro, palla sul fondo. Comunque è proprio così, cioè Almiron a destra, centrocampista di destra, al posto di Jorgensen che si è spostato a sinistra. C'è un altro cambio e sta per entrare al posto di Seedorf Nelson Vivas. Vivas si piazza sulla linea dei difensori, sarà Javier Zanetti ad avanzare. Quindi la difesa dell'Inter è stata ridisegnata da Cooper con Vivas a destra, Cordoba e Materazzi centrali, Jorgatos a sinistra. È partito Zanetti che è passato nei 4 di centrocampo. Zanetti va giù e c'è calcio di punizione per il fallo di Giampiero Pinzi, punizione pericolosa per Turci. Dicevamo Zanetti a centrocampo insieme a Di Biagio, Dalmà e Guglielmin Pietro, con Vivas sulla linea dei difensori. Si è coperto di più su quella fascia, forse non era totalmente soddisfatto. Abbiamo rivisto il grande gol di Ventola, non era totalmente soddisfatto della prestazione, soprattutto in copertura di Seedorf. Adesso è andato in vantaggio, si copre di più praticamente con un difensore e con un centrocampista come Zanetti che copre totalmente tutta la fascia. Sul pallone ci sono Jorgatos e Materazzi, due mancini. Alla fine parte Materazzi, la barriera devia in calcio d'angolo. Primo corner della ripresa per l'Inter sul sinistro di Materazzi, che è terminato sulla barriera. E va a battere il calcio d'angolo, che è il terzo in favore dell'Inter, Dalmà. Lo spiovente di Dalmà allontana Sosa, ancora Dalmà. Duello con Elghera, arriva a dare una mano Vivas, Dalmà serve Zanetti, ancora Zanetti, lo chiude Jorgensen, calcio d'angolo. Parità nei corner, 4 per parte tra Udinese e Inter quando mancano 20 minuti alla fine della partita, che l'Inter sta vincendo grazie a Ventola.
ancora Dalmà dalla bandierina, pallone allontanato proprio da Almiron, tocco all'indietro di Jorgensen, poi Elghera, Cordoba in vantaggio su Di Michele, Sottil, ma Di Biagio riesce ad aprire per Ventola che è in fuorigioco. Fuorigioco di Nicola Ventola che aveva messo il pallone in mezzo per Callon. Rivediamo. Sì, forse leggermente avanzato, però si è arrabbiato in modo incredibile Cooper dalla panchina, e penso proprio con la posizione di Ventola, perché adesso vediamo Giannis. Ha saltato Zanetti, il danese, prova a superare anche Dalmà, cerca il destro che è impreciso e termina sul fondo. Sentiamo Stefano De Grandis. Effettivamente Cooper si è arrabbiato, ce l'aveva però con Ventola, non tanto con il guardalinee, perché gli ha fatto segno che deve stare attento alla linea, e Ventola si è arrabbiato perché sosteneva ci fosse, credo dal suo gesto intendesse Pieri, magari potete essere più precisi voi, però ecco, c'è stato questo battibecco fra Cooper e Ventola perché Cooper voleva maggiore attenzione da parte di Ventola. Sul rinvio di Toldo, ancora il pallone giocato da Ventola verso Callon, lo rinvia a Caballero. Infatti era proprio così quello che ha detto, cioè sulla sinistra si era arrabbiato perché c'era molto spazio per trovare facilmente una posizione e poteva vedere Ventola tranquillamente la linea, cioè era facile non andare in fuorigioco. Questo gli chiedeva Cooper. Dalmà, Di Biagio, Vivas, fermato Pinzi il pallone, Vivas perde il contrasto con Jorgensen che se ne va, non riesce a fermarlo con le cattive Di Biagio. Jorgensen, Di Michele mette dentro Di Michele, eccesso di altruismo da parte di Di Michele che cercava Sosa, ha trovato invece, e qui intanto c'è il giallo per Di Biagio per il precedente fallo. Rivediamo Di Michele, riesce Materazzi ad allontanare e poi Vivas perfeziona il disimpegno. È stato ammonito Gigi Di Biagio. Sì, perché l'intervento su Jorgensen ha cercato di sgambettarlo, non l'ha preso. Jorgensen ha continuato, lo si vede nettamente per questo fallo. Jorgensen continua. Due gialli per parte, Pinzi e Caballero per l'Udinese, Callon e Di Biagio per l'Inter, Elghera, Bertotto, il cross è di Almiron, Cordoba in vantaggio su Sosa per il disimpegno Callon. Il lancio era per Ventola, né l'ex atalantino né Caballero sono arrivati sul pallone, rimessa laterale per l'Udinese già battuta. Elghera, ancora il lancio di Almiron verso Di Michele, chiude bene Materazzi scortando il pallone oltre il fondo. Aiutandosi molto col corpo, Di Michele si arrabbia perché forse ha allargato leggermente il gomito sinistro Materazzi, e la difesa del pallone non ha sferrato una gomitata, solo alzato il gomito, è molto diverso. C'è da dire che Di Michele, si hai detto bene tu, da quella posizione doveva cercare di concludere la rete, magari incrociando, e forse ci sarebbe stato in tutti i casi la deviazione di Sosa, che in questo caso non c'è stata per l'intervento di Materazzi. Ci stiamo avvicinando alla mezz'ora del secondo tempo, il destro di Nicola Ventola, secondo gol in campionato per l'ex atalantino, sta regalando all'Inter la prima fuga stagionale, è al comando della classifica. Ancora Ventola, prova e para Turci, ha fatto bene a non servire Callon che era in fuorigioco. Sì, ma quante gliene ha dette Zanetti dalla parte destra, ha fatto benissimo a non servire Callon, ma Zanetti in posizione regolare. Vediamo Sosa. Ancora Sosa al limite dell'area, fermato da Cordoba, ha perso l'attimo buono Roberto Sosa e il Pampa, e adesso riparte Dalmà, fermato però Dalmà, Pinzi se ne va, fallo di Dalmà, giallo in arrivo per il francese. Adesso ci sono dubbi neanche stavolta. Rosso per Dalmà, che non era ammonito, era ammonito. Dov'è questo fallo? Che da fai? Rosso? Gli ha detto Zanetti. Ma ha ragione, mi prendo in parte la presa di Zanetti, cioè è un fallo volontario, su questo non ci sono dubbi, lo rivediamo. Dov'è il fallo da Rosso? Qui non voleva fare male a Pinzi, voleva fermarlo, era in ritardo, è sembrato un brutto fallo, sicuramente l'ha colpito, ma non era un fallo da Rosso, assolutamente. Espulso Dalmà, l'Inter dovrà affrontare gli ultimi 16 minuti della partita in 10 contro 11. Qui stiamo rivedendo il tiro di Ventola bloccato a terra da Gigi Turci, mentre Dalmà abbandona il terreno di gioco, è stato espulso per l'intervento su Pinzi che abbiamo rivisto, e adesso il calcio di punizione affidato ad Almiron.
l'Inter in 10, espulso Dalmà, mentre anche Jorgatos si porta in barriera già composta da Zanetti e Ventola. Prova Almiron a mettere sul secondo palo, la palla è troppo lunga, Pinzi cerca di recuperarla ma non ce l'ha fatta. Sì, lo schema era già uscito, rimessa dal fondo per Toldo. Lo schema era ottimo, qui rivediamo intanto il fallo. Poi secondo me non è un fallo da ultimo uomo. No. Trentalangelo ha considerato evidentemente pericoloso, condotta gravemente pericolosa, ecco qua. Ma certe volte bisogna, il fallo è brutto perché gli va sul polpaggio sinistro, ma il ritardo lo fa per fermarlo. Certe volte l'arbitro dovrebbe anche essere un po' più elastico, capire chi ha commesso il fallo, cioè Dalmà, che commetterà un fallo ogni 3 partite, e in questo caso lui voleva solo fermarlo perché aveva perso un pallone pericoloso per la propria squadra. Secondo me questa era l'idea che aveva. Rosso diretto per Dalmà. Vorrei sapere come ha reagito la panchina dell'Inter a questa espulsione, Stefano De Grandis. Ma intanto non ci sono state polemiche nei confronti dell'arbitro da nessuno, molto compostamente, però dal punto di vista tattico ovviamente Cooper ha chiesto a Callon di aiutare maggiormente il centrocampo e Javier Zanetti deve stringere un pochino, quindi non badare solo alla fascia destra ma giocare un pochino più da interno. Mancano 14 minuti alla fine, l'Inter è in vantaggio, 1-0, gol realizzato da Ventola, sta giocando in 10 contro 11, espulso Dalmà. Vivas, Ventola prova a spostare ma non c'è nessun compagno da servire e allora Bertotto va a far ripartire l'Udinese. Proprio sulle indicazioni di Cooper, cioè Callon era dietro per aiutare la squadra a coprire come sta facendo in questo momento. Pinzi per Jorgensen, fermato da Vivas, adesso è partito Nicola Ventola, si sta liberando a destra Vivas, eccolo servito l'argentino, il cross dentro per Ventola, prova la deviazione, lo marcava Sottil, Caballero ferma il pallone nella sua area di rigore, poi con calma lo gioca verso Bertotto. Almiron è uno che gli piace molto lanciare il pallone. Elghera, sinistra Pieri, Jorgensen, mi pare che Pavon si stia preparando ad entrare in campo. Pavon, mentre c'è il traversone lungo per tutti. Sentiamo allora Angelo Mangiante. Sì Massimo, esatto, perché Pavon per Pieri con Hodgson che ha rivoluzionato un po' tutto l'assetto, perché in pratica Bertotto nella difesa 4 è andato a destra, Pieri praticamente aveva occupato la posizione di Bertotto nel primo tempo come ruolo, come esterno di sinistra della difesa, adesso quindi mischia ancora le carte, ovviamente Pavon andrà in attacco. È un attaccante vero e proprio, Carlos Alberto Pavon, nato in Honduras il 9 settembre 73, nelle ultime 6 stagioni ha giocato nel Morelia in Messico, dove 2 stagioni fa ha vinto la classifica cannonieri con 17 reti, 14 ne ha segnate nell'ultimo torneo. È stato acquistato per 5 miliardi, intanto c'è un cambio anche nell'Inter ed era previsto, esce Nicola Ventola, entra il brasiliano Adriano. Ventola sta garantendo all'Inter 3 punti pesantissimi. Sì, fondamentali per il proseguo del cammino ancora dell'Inter, sempre positivo, che poi è arrivata fino a qui con molte difficoltà, ma è uscita dalle difficoltà in ogni partita che si sono presentate sempre alla grande, perché riuscendo sempre quasi a vincere queste difficoltà. Intanto adesso vediamo, è un attacco a 3 con Pavon a sinistra, Sosi in mezzo e Di Michele molto stretto vicino dalla parte destra, vicino a Sosi. Pavon ha segnato una rete quest'anno in campionato ed è andato subito a bersaglio la prima giornata. Non è stato il primo honduregno a segnare in Italia, perché c'era già riuscito Suaso con il Cagliari 2 stagioni fa, ma il più veloce perché ha fatto centro in poco più di 45 minuti. Qui Di Michele respinge Materazzi, Di Biagio in lotta con Elghera, la punizione è in favore dell'Inter. Dicevamo gol provvidenziale quello di Pavon, perché ha salvato l'Udinese dalla sconfitta alla prima giornata nel 2-2 con il Torino. Abbiamo rivisto il fallo di Elghera su Di Biagio, mentre mancano 11 minuti alla fine della partita e l'Inter è sempre in vantaggio. Adriano, movimento di Callon, Adriano viene fermato da Elghera, gesto di impazienza da parte di Cooper.
ecco Pavon, primo pallone giocato, scambia con Jorgensen, se ne va Pavon, taglia dentro verso Sosa, mette giù Sosa, salva Jorgatos, il pallone era diretto a Di Michele. Sosa ha vinto il duello aereo con Materazzi, ma poi Cordoba ha anticipato Di Michele. Pinzi. Ecco Pavon, Pavon secondo me potrebbe e dovrebbe forse trovare un po' più spazio, è un ottimo giocatore, poi ci sono delle scelte, però è un ottimo giocatore, svelto, buoni fondamentali. Era stato dato il vantaggio dopo il fallo su Pinzi, Di Michele ha perso il pallone, ma c'è un'altra punizione. Almiron si fa soffiare il pallone da Guglielmin Pietro, ma lo recupera ancora Almiron. Sosa, Almiron attaccato a terra da Materazzi, punizione per l'Udinese e siamo quasi al limite dell'area di rigore. Vediamo. Qui stiamo rivedendo l'intervento di Materazzi su Almiron. Calcio di punizione in favore dell'Udinese e qui invece rivediamo il bellissimo lancio di Pavon, la sponda di Sosa va più in alto di Materazzi e poi l'ottimo intervento di Jorgatos, qui che salva tutto, è stato bravissimo. Vediamo un po', sul pallone c'è Almiron, c'è anche Pavon, ma c'è anche, sta prendendo una lunga rincorsa Bertotto. No, tira Almiron, secondo me tira Almiron, vediamo. Vanno a chiedere la verifica della distanza della barriera tutti gli uomini dell'Udinese e adesso Trentalange fa arretrare il dispositivo difensivo dell'Inter per proteggere Francesco Toldo. Disturbare la barriera c'è anche Caballero, parte Almiron, niente da fare, palla sul fondo, tanto rumore per nulla. Famoso film. Ha calciato Almiron, eccolo qua il destro dell'argentino che termina sul fondo. Restano da giocare 8 minuti più recupero, Inter in vantaggio grazie a Nicola Ventola. Comunque in tutti i casi mancano 8 minuti, ma l'Udinese ha disputato una buona partita contro quest'Inter. Per adesso si è tutto deciso su un errore, l'unico errore difensivo di Caballero, ma sta cercando di rispondere, è lucida però in tutti i casi l'Udinese, questa sua ricerca del pareggio. In avanti Sottil, Bertotto, Di Michele, fermato addirittura da Callon, poi Guglielmin Pietro, scivolata di Adriano, regolare e può partire ancora Guglielmin Pietro, inseguito da Almiron, troppo lungo il pallone per Adriano, lo controlla con calma Gigi Turci e fa subito ripartire i suoi compagni. Grande movimento da parte di Pinzi, ha giocato una buona partita Jorgensen. Duello con Zanetti, la rimessa è dell'Inter. E Trentalange ordina a Vivas di sbrigarsi. Salta Adriano, devia il pallone nella zona di Sottil. Ora Sottil lo va a braccare Adriano. Bertotto. Allontana Di Biagio. Elghera disturbato da Adriano che va a fare pressing un po' su tutti. Pinzi, Jorgensen, traversone di Jorgensen, allontana Materazzi, si era liberato Sosa sul secondo palo, poi Callon esce bene sulla tre quarti, prova a fermarlo Elghera, rinvia Guglielmin Pietro, Sottil, scatta Adriano, duello con Caballero che stavolta gioca subito all'indietro verso il portiere Turci, è ripartito Sottil. Comunque molto strette le tre punte dell'Udinese, lo vediamo, per cercare e sfruttare l'eventuale deviazione di Sosa. Jorgensen dopo che il pallone era stato allontanato da Zanetti. Pinzi, Almiron, Bertotto lo attende in zona Guglielmin Pietro, è partito Elghera, ottimo il movimento dello spagnolo, cross di Elghera, Sosa non arriva, che occasione per l'Udinese che sta attaccando ancora con Di Michele. Di Michele, Jorgensen sull'esterno della rete, ma Toldo c'era e poi
quanto tempo ha chiamato. Intanto bello questo cross di Helguera tagliato, nessuno è andato incontro, è riuscito a trovare il pallone, ma quanto tempo gli ha chiamato il pallone Jorgensen a Di Michele, poi quando gliel'ha dato aveva chiuso bene. Toldo non avrebbe fatto gol da quella posizione, in quell'angolo Jorgensen. Ultimi 5 minuti da giocare, Inter in 10, difende con le unghie e con i denti il suo successo costruito dall'errore di Caballero e dal bel destro di Nicola Ventola. 1-0 il vantaggio della squadra di Cooper, non vince qui dal 13 dicembre 98 quando i 3 punti le furono regalati da Ronaldo a 2 minuti dalla fine. Ha perso per 3-0 nelle ultime 2 occasioni in cui si è presentata allo stadio Friuli l'Inter. Attacca l'Udinese con Pinzi, Pavon, Di Michele, Sosa, ancora Pavon, il colpo di tacco per Di Michele, arriva leggermente in ritardo e calcia fuori David Di Michele. Ottima combinazione della squadra friulana. Che meraviglia, hanno toccato tutti una volta il pallone, tutti si sono mossi per andare verso la porta, tutti e 3 attaccanti hanno toccato, non è riuscita a concludere, anche se qualcuno si era lamentato per un fallo presunto su Cordova di Di Michele, ma non c'era lo specchio libero della porta. Però una gran bella azione. Di Michele è riuscito a calciare anche se non era più coordinatissimo, ma il pallone è finito fuori. Di Biagio, Sanetti, controllato da Pinzi, l'argentino chiede aiuto a Vivas, suo compagno di nazionale. Poi Jorgatos, Guglielmin Pietro gira verso Adriano, anticipato da Almiron, c'è fallo di Adriano e quindi punizione in favore dell'Udinese. Ultime mosse dalla panchina friulana, Angelo Mangiante. Sì, intanto cercando di incoraggiare la squadra. Attenzione a Sosa va giù, Sosa, rigore, calcio di rigore per l'Udinese. Trentalange ha fischiato il calcio di rigore. Sosa va a sfogare tutta la sua rabbia mentre l'Inter sta protestando con Sanetti, con Materazzi. Rivediamo. Trentalange ha fischiato il calcio di rigore. C'è la spinta di Cordova, solo per spostarlo, leggermente, per non dargli l'opportunità di arrivare libero sul pallone. Non mi sembrava assolutamente calcio di rigore. No. Cordova è ovvio che non voglia fare arrivare sul pallone Sosa, lo ostacola, ma secondo me in modo molto corretto. No. Vola giù Roberto Carlos Sosa e il Pampa, e Trentalange ha fischiato il calcio di rigore. Pallone sotto braccio per David Di Michele, sarà lui a tentare la trasformazione. Di Michele contro Toldo, stanno ancora protestando gli uomini di Cooper, stanno ancora protestando i giocatori dell'Inter per questa decisione che lascia molti dubbi da parte di Alfredo Trentalange. Eravamo entrati nel minuto 41 del secondo tempo, intervento di Cordoba nei confronti di Sosa e calcio di rigore. Calcio di rigore in favore dell'Udinese. È pronto dunque David Di Michele, sarà lui a tentare la trasformazione. Tutto pronto, Di Michele, rete! 1-1, pareggio dell'Udinese, ha segnato David Di Michele su calcio di rigore. Di Michele realizza la sua prima rete in questo campionato e riporta la parità tra Udinese e Inter. Sì, il rigore è stato battuto bene da Di Michele, ha aspettato che si muovesse un attimo Toldo e l'ha piazzato, però tutto è nato da quel presunto fallo di Cordova. Secondo me lì, in quell'intervento, Sosa ha visto che non si poteva più infilare tra il portiere e Cordova e si è lasciato cadere. Di Michele ha spiazzato Toldo e ha realizzato il gol dell'1-1. Si interrompe dunque dopo 268 minuti l'imbattibilità di Francesco Toldo e continua la tradizione di Inter Udinese che hanno sempre segnato nelle prime 6 giornate di campionato. 1-1, stiamo entrando nell'ultimo minuto del secondo tempo allo stadio Friuli. Il pareggio di David Di Michele su calcio di rigore dopo la rete di Nicola Ventola. Adesso prova ad attaccare l'Inter con Adriano, fermato però il brasiliano. Recupero di Guglielmin Pietro, ancora Guglielmin Pietro,
sta liberando Adriano, implora il pallone Callon, non arrivano né lui né Caballero e c'è rimessa dal fondo. Allora naturalmente il gol su rigore ha spostato tutte le analisi e le valutazioni di fine partita, sta per far entrare anche Martinez, Roy Hodgson, quindi terzo e ultimo cambio in arrivo, chissà se ci sarà il tempo per effettuarlo. Salta intanto Pavon, come ha richiamato Cooper, Callon a riprendere la posizione dietro perché stava fungendo da seconda punta, lo ha richiamato quando l'Udinese stava calciando da dietro, dal fondo, perciò sta cercando di mantenere le posizioni anche in questi ultimi minuti. E intanto si riporta in avanti con questo lancio di Bertotto, l'Udinese di Michele, ancora di Michele, indugia un po' troppo e si fa portare via il pallone da Yorgatos. Guglielmin Pietro, è partito l'argentino, va in percussione centrale Yorgatos, mentre il quarto uomo Renosto segnala 4 minuti di recupero. 4 minuti di recupero e ancora sta attendendo il momento buono per l'ingresso in campo Martinez, numero 30 dell'Udinese. Sanetti, fermato da Sosa, passaggio all'indietro per Turci, deve giocare il pallone con i piedi, siamo in parità tra Udinese e Inter, pareggio non si verifica addirittura dal 28 settembre 1986 tra queste due squadre, quindi da 15 anni non pareggiano Udinese e Inter, mentre ci sono problemi, ecco qua, crampi per Pinzi, forse anche per Sanetti. No, è stato la mano, secondo me è stato, gli ha pestato involontariamente la mano, vorrei rivedere, ma ecco, si sta tenendo la mano secondo me Zanetti. Intanto uscirà Pinzi che ha corso moltissimo, ha davvero dato un contributo notevole di dinamismo Pinzi, e uscirà per far posto a Martinez, numero 30. Sì, ottima prestazione di Pinzi, veramente continuità notevole di questo giocatore. Dovrebbe esserci un supplemento di recupero per questa sostituzione, magari altri 30 secondi. Pinzi se ne va, applauditissimo il giovanissimo Giampiero Pinzi, classe 81, gioiello del settore giovanile della Lazio. È entrato con il numero 30 Martinez che va a piazzarsi in difesa, rilancio di Jorgensen, salta Pavon. Ottima giocata, bella cosa che ha fatto. Ottimo lavoro sì, di Pavon che ha difeso il pallone da Di Biagio. Almiron, Martinez si è piazzato nella posizione che era di Almiron, che si accentra. Già passati 2 minuti di recupero, all'indietro Martinez, il lancio è di Sottil, allontana Cordoba, poi Di Biagio, Guglielmin Pietro va giù, non c'è fallo, si continua a giocare con Bertotto che lancia di Michele, colpo di tacco per Pavon, chiude Materazzi. Martinez, apertura di Martinez, Sanetti allontana, pallone pericoloso, si stava avventando Sosa, poi Adriano fermato da Almiron, passato a sinistra Almiron con Martinez a destra, rimessa laterale affidata a Callon. Intanto viene rinviato il pallone da Jorgensen, di testa Cordoba, c'è un nuovo intervento di Trentalange, il fallo lo ha commesso Sosa, calcio di punizione in favore dell'Inter, lo sta per battere Materazzi. Siamo entrati nell'ultimo minuto di recupero, parità, guarda l'orologio anche Roy Hodgson, l'Udinese sta pareggiando una partita che sembrava persa, è riuscita con il calcio di rigore trasformato da Di Michele a rimediare al gol di Nicola Ventola. Vivas, rinvio di Caballero, poi Elghera, Almiron, Bertotto, cercheranno ancora la testa di Sosa, vediamo, no, non più. Martinez si fa vedere Elghera, eccolo servito lo spagnolo. Almiron, Jorgensen, e Callon va a soffiare il pallone ad Almiron che prova a riconquistarlo con le cattive.
calcio di punizione in favore dell'Inter già battuto verso Adriano. Sono scaduti i 4 minuti di recupero, vediamo se Trentalange fa cenno che è finita qui. Sì, 1-1, l'Inter è da sola in testa alla classifica con 14 punti.